Euroregione.news. Cividale Mittelfest, inevitabile binomio. La 32esima edizione di Mittelfest è terminata con i saluti finali nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, con la presidente dell'organizzazione Cristina Mattiussi e il responsabile del programma Go 2025 Stojan Pelko. Per quanto riguarda questa edizione di Mittelfest posso solo parlare dell'unico spettacolo che ho visto, che è Marlene. La ragione per cui sono qui oggi è per annunciare la futura programmazione in collaborazione fra Gorizia, Nova Gorizia, Capitale Europea della Cultura, e Mittelfest per il 2024-2025. Abbiamo in programma, come ha detto il direttore, una trilogia, quindi 3 performance teatrali. Per quanto riguarda la seconda domanda, quello che noi facciamo è andare in cerca dei partner migliori, e naturalmente tra questi Mittelfest e altri festival che si svolgono in regione, perché con Go 2025 l'intenzione non era di inventare assolutamente nulla di nuovo, ma piuttosto di guardare ai migliori esempi che ci circondano, e qui Mittelfest, le giornate del cinema muto a Pordenone, la Basilica di Aquileia, in maniera da imparare da loro. Quest'anno è andata bene, siamo stati premiati dal pubblico nonostante le difficoltà atmosferiche che abbiamo trovato, nonostante la fortuna che abbiamo avuto rispetto a altre zone della regione. Il pubblico è affezionato, ci è stato vicino al tema che Giacomo, il nostro direttore artistico, ci ha proposto, e ci sentiamo veramente fortunati dell'affetto che ci è stato dato. Abbiamo investito molto sui giovani, sia fra coloro che lavorano per Mittelfest, sia fra gli spettatori, e speriamo che questo investimento abbia un ritorno nel futuro e che dia una visione del festival e una proiezione nei prossimi anni. Da Cividale per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.